Ogni passo con te, ogni pietra è un momento che abbiamo vissuto insieme, un'esperienza che abbiamo condiviso, un sorriso che ci siamo scambiati. Quando perdevamo il sentiero, gli uomini di via ci indicavano il percorso da seguire, dove avremmo dovuto muovere i prossimi passi. Così, come la tua amicizia, ci ha resi parte di qualcosa di più grande che ormai è con noi e ci accompagnerà sempre in ogni passo con te. Il messaggio scritto dagli amici di Massimiliano Ferro, 49 anni, riecheggia per tutta la cerimonia di addio. La chiesa gremita di amici e parenti è colma di messaggi, pietre e tronchi echi di montagna che Massimiliano amava, la stessa che l'ha portato via. Lavorava con i trasporti, ma era la montagna la sua grande passione. Arrampicatore esperto, quando poteva saliva sui monti, come è successo quel fatidico 2 gennaio. La bella giornata di sport si è trasformata in tragedia a causa di una slavina. Si trovava con un amico nelle piccole Dolomiti di Recoaro Terme, nel Vicentino. Viveva con la moglie e i suoi 2 figli accanto alla mamma anziana. Da una decina d'anni la sua passione lo aveva avvicinato anche allo storico gruppo degli Sgrafa Masegni, dalla parrocchia del Cristo Lavoratore di Marghera, associazione attiva nella promozione dell'arrampicata tra i giovanissimi con cui collaborava attivamente. Anche loro alla cerimonia funebre. Sentita l'omelia del parroco nel ricordo di Massimiliano, che ha ricordato l'amore che nutriva per la famiglia, i figli e la madre, oltre che per tutti i ragazzi che seguiva. La montagna raccontata come simbolo di forza, natura, ma anche di pericolo, una metafora della vita che Massimiliano ha vissuto con gioia e intensità.